Sesta corsa dal Savio, confronto sul miglio per cavalli di 3 anni. Catcher in the Rye, Gaia's Life, Guernica LJ, Gadame SOP, Julien Trio, Jenny Jet in prima fila, Grace di Casei, Joestar dei Rum e Gilda Sprizzi in seconda. Favori netti per Catcher in the Rye, Antonio Di Nardo, numero 1. Partenza alla velocità di Guernica LJ che va a condurre mentre sbaglia Jenny Jet. Si accoda in seconda posizione Gadame SOP davanti a Catcher in the Rye, che poi lascia sfilare un altro concorrente per mantenersi la destra libera, e se ne vanno i primi 200 in 15,5. E ora la mossa di Catcher in the Rye, che non aspettava altro che la dritta delle scuderie per scattare e portarsi all'attacco di Guernica LJ, che però replica. Guernica dunque ribatte all'affondo del battistrada, 31 abbondanti i primi 400 di gara. A contatto rimane Gadame SOP, poi Julien Trio. Intanto i 600 se ne vanno in 47 appena abbondante. In vantaggio è sempre Guernica LJ, e al suo esterno rimane Catcher in the Rye. Gli 800 metri intanto con un parziale in 15,3. Penultima piegata, situazione tattica invariata, restano in 5 praticamente all'avanguardia, condotti sempre da Guernica LJ, che completa il chilometro in 1,16,1. Attacca nuovamente Catcher in the Rye a 500 dall'arrivo. A contatto rimane Gadame SOP, che va nella scia di Catcher in the Rye, che sta passando a 400 dalla conclusione. Catcher in the Rye è passato su Guernica LJ, che cala completamente, e ora Gadame SOP anticipa Gilda Spritz insieme a Julien Trio, cerca di andare a ridosso di Catcher in the Rye. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Catcher in the Rye nettamente in vantaggio. Catcher in the Rye nel finale controlla la situazione e conclude facile vincitore nei confronti di Julien Trio. Al terzo chiude Gadame SOP, 1,15 netto il ragguaglio conclusivo, 30 secco a chiudere per il vincitore e favorito Catcher in the Rye, Antonio Di Nardo in sediolo per il training di Gennaro Casillo e della scuderia Chelsea.